Arabia Christie. Pochi l'avevano vista, molti ne avevano solo sentito parlare, ma nessuno l'aveva catturata. Arabia Christie era talmente rara che se ne sospettava addirittura l'esistenza, se non per la fama dello scopritore 100 anni fa. Poi poche tracce, evanescenti. Nelle rare stagioni in cui nella valle compare la neve, allora tra i fiocchi cristallini e candidi come per magia, appare come un sogno. Dalla nostra casa sul mare di Taormina, per anni abbiamo pensato a quell'incontro. Ma tutto iniziò quando ti conobbi, durante quella calda estate di tanti anni fa. Scoprimmo di essere legati da un'unica passione, la natura. L'Arabia Christie la scoprimmo così, per puro caso, da un vecchio articolo sfuggito da uno dei nostri vecchi libri di scienze. Da quel giorno il nostro più grande sogno diventò quello di riuscire a vederla, anche se solo di sfuggita. Iniziamo a documentarci sempre più, diventando sempre più ossessionati verso quel piccolo essere così raro. Poi un giorno, tra l'erba alta e in mezzo ai fiori, mi chiesi di sposarti. Un mese dopo vivevamo felici e sposati nella nostra casa. Soldi purtroppo non ne avevamo molti e il nostro viaggio di nozze dovette aspettare. Decidemmo così di prendere un barattolo e di mettervi giorno per giorno i nostri risparmi, per riuscire un giorno a intraprendere quel viaggio al nord alla ricerca di quell'esemplare. Le stagioni e gli anni passavano e poter passare il tempo insieme a te è stato il regalo più bello che la vita potesse concedermi. Anni passarono prima che quel barattolo si riempisse, però quando finalmente potemmo chiuderlo, tu ti ammalasti. Non potevo sopportare l'idea di stare senza di te. Cercammo i migliori specialisti, poco importava se quel maledetto barattolo si svuotava. Ricordo ancora quella mattina d'inverno, pioveva. I dottori mi dissero che il tuo cuore aveva smesso di battere e che tu te ne eri andato. Mi lasciasti sola in quell'immensa casa, con il cuore vuoto. Vendetti tutto, la nostra casa, i nostri oggetti e partii. Lontano, andai lontano da tutti, dai 1000 ricordi, dalle emozioni, dal ricordo di te. Preparai uno zaino con il minimo essenziale, con ciò che la schiena di una donna di 67 anni poteva sopportare. Presi un aereo, scelsi una destinazione la più lontana possibile. Quando scesi dall'aereo con lo zaino in spalla, mi avviai alla stazione ferroviaria. Senza alcuna destinazione salii sul primo treno. Vedevo il paesaggio che scorreva sotto i miei occhi e non potevo fare a meno se non vedere i tuoi. Scesi dal treno e decisi di prendere il primo bus per recarmi in un luogo lontano da tutti, irraggiungibile, immerso nella natura, dove non avrei più visto nessuno. Sola,
Volevo restare sola, lontana dai ricordi. Scesi dal bus, un sentiero di montagna si diramava davanti ai miei piedi. Camminai per giorni tra i boschi di quella montagna, fermandomi a dormire in qualche baita di sperduti taglialegna. Dovetti attraversare un lago a un certo punto. Per fortuna c'era sulla riva una di quelle barchette di legno abbandonata presumibilmente da qualche vecchio pescatore. Fu proprio in mezzo a quel lago che rividi la vita percorrermi davanti. Distesa sul fondo di quella barca, la vidi, così ricca di bellissimi ricordi che mi scorrevano davanti. Giunsi alla fine del mio sentiero, percorsi gli ultimi metri di quel bosco che mi aveva tenuta nascosta per giorni e finalmente arrivai. Pochi l'avevano vista, molti ne avevano solo sentito parlare, ma nessuno l'aveva catturata. Ero finalmente giunta nella valle dell'Erebia Christi.